Si conclude a Vo, lì dove tutto ha avuto inizio, con una festa di bimbi a Villa Contarini Giovanelli Venier. L'itinerario della mostra Andrà tutto bene, voluta dalla regione e dal presidente Zaia innanzitutto, che ha portato tra le città venete i disegni che sono arrivati al cuore di tutti, mostrati nel pieno della pandemia dalla sala stampa della Protezione Civile del Veneto, da cui è stata gestita l'emergenza. Oggi li guardiamo con altri occhi perché abbiamo imparato a gestire meglio questo virus e soprattutto abbiamo armi per combatterlo. È una mostra di disegni fatti dai bambini e ragazzi, che sono quelli che poi hanno sofferto di più questo difficile periodo di pandemia. Ci auguriamo con questa mostra, questa è praticamente la chiusura della mostra nel Veneto, che il capitolo finisca qui, che questo virus non crei ulteriori problemi, e quindi l'augurio è proprio, soprattutto per quando hanno sofferto i bambini, che questo non debba più succedere. Bambini che qui a Vo forse hanno sofferto anche più degli altri, perché è stato il primo impatto con questo virus. Sì, sono quelli che per primi hanno saputo cos'è un tampone, che per primi e gli unici che poi sono sottoposti a un prelievo per verificare la presenza o meno del virus, per tutte le ricerche che poi hanno dato dei risultati che sappiamo importanti, seguiti dall'Università di Padova. I bambini sono stati i grandi promotori di speranza, dispensatori di speranza durante i terribili anni della pandemia. Noi adulti dei bambini abbiamo imparato molto, e soprattutto noi istituzioni ai bambini dobbiamo molto, perché ci siamo ispirati molto a loro, alle loro fragilità, alle loro paure e alle loro difficoltà, perché poi il mondo della scuola è quello che ci ha in qualche modo destato, insieme alla sanità, le preoccupazioni più grandi. Per cui oggi è un punto a capo, purtroppo l'epidemia non è ancora finita, ma insomma siamo sicuramente più forti, più consapevoli di 2 anni fa. Vo è stato anche un laboratorio per capire poi le conseguenze di questo virus. Adesso che cosa è rimasto di tutta questa esperienza? Diciamo che è rimasta per i cittadini di Vo sicuramente la capacità di affrontare il virus con molta professionalità, con molta capacità. Infatti abbiamo visto che il numero dei contagiati del nostro comune rispetto ad altre realtà limitrofe è stato molto più basso. Ecco, qui da Vo, dove tutto è iniziato, che messaggio si sente da dare anche agli altri comuni, alle altre città del Veneto? Sicuramente un messaggio di speranza, però con sempre una forte attenzione alle classiche modalità di contagio, perché il virus continua a propagarsi proprio con le stesse modalità. Quindi manteniamo fermo questa nostra capacità di prevenire, che è il sistema migliore per riuscire ad avere un'estate e un autunno sereni.